Quanti insieme, uniti a lottare, tutta la settimana la passo qui con te. E non c'è resa, non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia che cresce dentro me. E viva l'Electrolux, e viva i lavoratori e le lavoratrici in lotta! Le voci di lotta a Susegana, mentre a Roma si decide il futuro. Poco dopo le 17 trapela la notizia che potrebbe essere la svolta. Al tavolo, riunitisi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, davanti ad un fronte compatto di governo, regioni, enti locali e sindacati, i vertici della multinazionale svedese accettano di accantonare il piano di licenziamenti definito da tutti come irricevibile e inaccettabile e si impegnano a non assumere iniziative unilaterali per tutta la durata della trattativa. Alla luce di questo cambio positivo di rotta, il ministro Adolfo Urso fissa una nuova scadenza, 50 giorni, fino alla pausa estiva del 7-8 agosto, per scrivere insieme ad Electrolux un nuovo piano industriale condiviso e sostenibile, in parallelo ad un'azione di pressing in sede europea. A Susegana, 300 posti a rischio sui 1700 in tutta Italia, sono state ore di attesa. Per noi è fondamentale che a Roma sentano la nostra rabbia, sentano anche il fatto che noi non abbiamo intenzione di cedere neanche un lavoratore e chiaramente neanche un diritto. E noi siamo qui per mantenere le nostre fabbriche, il nostro futuro e la produzione degli elettrodomestici in Italia che ci darà la possibilità di continuare a lavorare. Le linee guida per il nuovo tavolo sono chiare: nessuna forzatura, nessun licenziamento, nessuna chiusura e nessuna trattativa parallela a partire da possibili cessioni di quote finché non sarà completato il percorso di incontri tecnici chiamato a definire una risposta alternativa alla crisi che comporterebbe anche una crisi territoriale. È una battaglia che stiamo vivendo in tutto anche il territorio. Noi abbiamo sicuramente le istituzioni che ci supportano, ma per noi è fondamentale che i nostri colleghi delle altre fabbriche siano con noi, capiscono quello che stiamo facendo e lo facciamo insieme. E se perdiamo noi, perde tutto il territorio, perdono i cittadini, le cittadine, perdono anche i negozianti. A Susegana il futuro potrebbe essere dunque più roseo del previsto e si torna a lavorare.